Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, l'evento promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Vi ricordiamo che trasmettiamo sempre dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte e che abbiamo in sala anche degli ospiti, ma non svelo questa sorpresa perché lo diremo tra poco. Questo festival, che oggi inizia con questo appuntamento la sua terza giornata, è stato promosso e fortemente voluto dall'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldarte, che è qui con noi per un gradito saluto. Buongiorno a tutti, bentornati e bentornate a coloro che già ci seguono da giorni e benvenuti a chi invece ci ha raggiunto oggi per la prima volta. Siamo a Vittorio Veneto, città che lega il suo nome alla storia, alla musica. Abbiamo da pochi giorni concluso la 32esima edizione del Festival del Violino con premio internazionale quest'anno, ma anche alla cultura. Non vi descrivo i borghi di Vittorio Veneto, vi invito a venirli a visitare perché sono dei borghi che vi faranno vivere un'atmosfera simile a quella di una piccola Venezia. Città del vino, ma anche città con una importante zona industriale che vanta aziende leader nel loro settore sia a livello nazionale che internazionale. Il tutto però inserito in un ambiente verde bellissimo. Abbiamo delle magnifiche colline che circondano la nostra Vittorio Veneto, abbiamo parchi, giardini, quindi un luogo ideale dove crescere, dove far nascere e crescere i bambini e le bambine. Ed è questo uno dei motivi che ci ha portati a pensare ad un festival che in qualche modo prepari tutti gli educatori, tutti coloro che a vario titolo si devono occupare dell'educazione dei bambini e delle bambine, un festival appunto che ci aiuti come educatori nel nostro compito sempre più complesso. Organizzare questa prima edizione di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, non è stato cosa semplice. Però i riscontri che stiamo avendo dopo queste prime 2 giornate ci dimostrano che ciò che stiamo facendo è senza dubbio di interesse. Evidentemente l'interesse è dato soprattutto dalla qualità degli interventi. Interventi che prevedono la presenza dei migliori esperti in campo nazionale e qualche volta anche internazionale, come succede oggi pomeriggio, appunto nel settore dell'educazione. Quindi oggi do il benvenuto con grande piacere al professor Oliverio, che ci parlerà
di un altro aspetto rispetto a quello di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, e cioè il rapporto, l'importanza del movimento nello sviluppo mentale, nello sviluppo complessivo del bambino. E direi che dopo ciò che abbiamo vissuto tutti con le limitazioni della pandemia, anche più piccoli, certamente è un tema che susciterà in tutti noi grande interesse. Quindi volentieri lascio la parola al professor Oliverio, non prima di aver ringraziato per la sua presenza anche una nostra ospite speciale, che è un'insegnante di un nostro liceo, del liceo Flaminio, la professoressa De Gregoris, accompagnata oggi anche da alcune delle sue alunne. Quindi la dimostrazione dell'interesse della scuola, quella che ci piace, per ciò che riguarda proprio il futuro dei nostri ragazzi. Volentieri quindi mi metto in ascolto. Grazie e buon pomeriggio. Grazie mille all'assessore Antonella Caldarte, che giustamente ha citato la scuola che in questi giorni è grande protagonista del nostro festival, non solo perché, come abbiamo detto, trasmettiamo dalla scuola, ma perché sono in collegamento con noi moltissimi insegnanti, insieme a educatori, genitori e molte altre persone interessate ai nostri temi, e perché in questi giorni si stanno realizzando molti incontri e scambi con gli studenti presso le classi o anche qua in studio, una cosa che ci fa particolarmente piacere. Anche io do il benvenuto ad una gradita ospite in sala che proprio del mondo della scuola è protagonista, la professoressa Alessandra Gregoris, che insegna Scienze Umane al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto. Benvenuta e grazie di essere qui. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio in particolare l'amministrazione che ci ha resi partecipi di questo evento e sono lieta di rappresentare il nostro Liceo Flaminio a questo bellissimo Festival dell'Educazione. Grazie mille. Ricordiamo a tutti coloro che non avessero avuto ancora modo di scaricarlo o consultarlo che è possibile visionare l'intero programma del festival nel sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Naturalmente potete anche iscrivervi alle dirette Zoom e quindi con la possibilità di porre delle domande ai nostri ospiti e ai relatori. Vi invitiamo a farlo anche attraverso i social del Comune di Vittorio Veneto, ovvero il canale YouTube e la pagina Facebook. Quindi c'è anche molta possibilità di interazione nonostante la distanza fisica. Tutte le registrazioni poi vengono salvate su questi canali e le potete consultare anche nei giorni successivi. Bene, siamo quindi giunti alla presentazione dell'incontro di oggi, l'incontro di oggi che vede collegato con noi il professor Alberto Oliverio, al quale diamo il benvenuto. Alberto Oliverio, che è difficile presentare in maniera esaustiva perché ha veramente un curriculum vastissimo con collaborazioni internazionali, moltissime pubblicazioni su riviste scientifiche, libri di studio, anche di divulgazione. È professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma per quanto riguarda la psicobiologia, ha moltissime collaborazioni internazionali, ha collaborato con il CNR. Mi fermo qui, caro professore, perché la lista sarebbe veramente lunga. Quindi noi siamo onoratissimi di averla con noi per questo incontro, il cui titolo è veramente un invito ai genitori, agli insegnanti e agli educatori. Lasciami fare da solo, punto esclamativo, il cervello impara mentre il bambino agisce. E quindi il professore Oliverio ci farà capire come anche le ultime ricerche scientifiche ricordino l'importanza dello sviluppo attraverso il fare e l'esperienza, perché l'astrazione arriva proprio come conseguenza di un buon rapporto col proprio corpo, con l'esperienza e con l'ambiente e non viceversa. Benvenuto professore, controlliamo che il collegamento sia ok, eccolo qui. Eccomi qua. Benvenuto, grazie di essere qui, che la sua presenza veramente onora il nostro festival. Io le lascio subito la parola per il suo intervento e nuovamente con il ringraziamento da parte di tutti noi per la sua presenza. Bene, grazie a voi, è un piacere essere, anche se virtualmente, di nuovo a Vittorio Veneto. Grazie all'assessore e agli organizzatori per questo bel festival. E ecco, dovrei condividere lo schermo, penso che si veda. L'argomento di cui dovrei parlare è, attenzione un secondo perché, ecco, è questo: giocare fa bene al cervello. Va bene al cervello non soltanto agli esseri umani, ma direi a tutti gli animali. Questo per i nostri amici animalisti. Insomma, c'è una
ricerca abbastanza classica di questi due ricercatori che hanno studiato molte specie animali. E che cosa hanno visto? Che i mammiferi più evoluti, in particolare le scimmie, ma non soltanto, si sviluppano lentamente, come la specie umana che termina il suo sviluppo cerebrale, se non altro, intorno ai 18 anni. Sono specie molto curiose che manipolano gli oggetti, che giocano, e questo appunto è un aspetto che è importante oggi, e che sognano molto, hanno una grande percentuale di quello che si chiama il sonno REM, la fase del sonno in cui si sogna. E il sogno è un meccanismo che ci porta, ecco qua, tanti animali, vedete, stanno tutti giocando, dai cavallini agli orsetti, ai gattini, ai procioni, alle scimmiette e così via. E la fase appunto in cui sogniamo, che si chiama REM, movimenti oculari rapidi, perché al di sotto delle palpebre, quando sogniamo, si vedono gli occhi che si muovono. Gli occhi si muovono soprattutto in questa fase, ed è una fase importante perché vengono rielaborati i vissuti del giorno precedente o del passato, e dal punto di vista del cervello, il cervello prende forma, nel senso che vengono potate alcune sinapsi, stabilizzate altre sinapsi. Le sinapsi sono i contatti tra cellula nervosa e cellula nervosa. Quindi è una fase importante per la maturazione del cervello, tant'è che i bambini piccoli sognano molto di più di un adulto o di un anziano. Una gran parte del sonno di un lattante o di un bambino piccolo sino ai 7-8 anni è investita nella fase REM, e gli stessi bambini giocano. E il gioco ha ugualmente, come un po' la fase REM, la funzione di potenziare lo sviluppo cerebrale e di favorire la plasticità. Cosa vuol dire la plasticità? Fare in modo che dal punto di vista microscopico e anche macroscopico, perché alcune strutture del cervello cambiano forma nel corso dello sviluppo, ecco, fare in modo che grazie al gioco il cervello cambi forma e potenzi alcune sue caratteristiche. Se voi vedete questa figura, che forse è un po' astrusa, ma insomma, cosa si vede? Che man mano che il cervello diventa verso il colore blu, in questo scanning del cervello, vuol dire che i lobi frontali, questi anteriori, questi qua dove metto la freccetta, maturano sempre più. All'inizio, quando abbiamo 5 anni, 6 anni, i lobi frontali sono abbastanza immaturi e quindi le capacità di memorizzare, di ricordare, di decidere, di fare delle associazioni sono più ridotte. E poi man mano, sino all'incirca i 20 anni, il cervello prende forma grazie anche a una semplificazione dei circuiti che non sono rilevanti, le sinapsi nervose. Allora, dicevamo, fare esperienza in qualche modo passa attraverso l'azione. E l'azione è qualcosa di importante perché noi possiamo percepire, la percezione appunto ci porta a vedere, a toccare, a sentire, ad ascoltare e via dicendo. Però l'azione rispetto alla percezione è qualche cosa di più, perché facciamo mentalmente un'ipotesi sulle conseguenze, nel caso specifico, di un movimento e lo eseguiamo. Pensate, non so, un lattante che quando finalmente diventa un po' più maturo dal punto di vista del sistema nervoso, può allungare il braccio, prendere nella mano un oggetto. E lui ha elaborato un'ipotesi, quella di afferrare quell'oggetto, di agitarlo e di sentire le palline che suonano, emettono un suono, fanno qualche cosa, insomma, portarle alla bocca magari. Ecco, questo implica che il nostro lattante abbia una sia pur labile memoria di lavoro, cioè una memoria che nel momento in cui decide di fare qualche cosa sostiene la sua azione. È come noi quando, che vi posso dire, dobbiamo uscire, mettiamo in memoria l'idea che andiamo vicino all'ingresso e prendiamo magari le chiavi del motorino o quelle della bicicletta e così via. Ecco, questa è una memoria di lavoro che ci consente di porre in azione un piano semplice come quello che sta facendo questo lattante, piano più complesso. E soprattutto il cervello inizialmente
è prevalentemente un organo che eccita i neuroni, eccita le sinapsi, eccita i muscoli, ma poi man mano compaiono anche dei meccanismi inibitori. Ad esempio, io posso allungare la mano verso un bicchiere e una volta raggiunto il bicchiere bloccare il mio movimento. Oppure, quando sono più grande, un bambino di 4-5 anni, versare da una bottiglia l'acqua nel bicchiere, però devo bloccare anche la fine azione. Devo stare attento a non rovesciarla di fuori, cosa che molti bambini fanno perché la loro natura è ancora, dal punto di vista inibitorio, abbastanza instabile. Ecco, che cosa succede nel corso dello sviluppo? Che il cervello ha necessità, come diceva appunto chi mi ha introdotto, di fare delle esperienze tattili e motorie, perché il nostro cervello è in gran parte un organo che si basa sulla motricità e sulla sensibilità. La sensibilità viene decodificata da una parte della nostra corteccia e nella corteccia sensorimotoria, cioè sensoriale, quella che recepisce il tatto, il dolore e così via, c'è un largo spazio per la mano, che è l'organo più importante attraverso cui noi manipoliamo la realtà. In questa ideale mappa topografica del nostro corpo, che in realtà è disegnata, diciamo, sul nostro cervello, ecco, c'è vasto spazio per la mano, per il volto, perché la bocca è importante, perché attraverso di essa parliamo e così via, e poi c'è un largo spazio anche per le aree motorie, e anche le aree motorie danno più spazio alla mano, al volto, meno spazio al tronco. Quindi i movimenti più raffinati, quelli attraverso cui questo bambino piccolo sta ad esempio raggiungendo quei bersagli, quei dischetti, e ne sta valutando la consistenza. È più molle, è più duro, è più rugoso, è più liscio e così via. A noi questo sembra qualcosa di scontato, ma nel corso del suo sviluppo un bambino deve fare queste esperienze. Qui le fa in maniera, diciamo, montessoriana, nel senso che alcune di queste strutture che sta toccando sono tipiche del repertorio di Maria Montessori, ma anche senza avere davanti a sé questi piccoli bersagli di consistenza e grana diversa. Ecco, già quando comincia a manipolare l'ambiente si rende conto che alcune cose, la copertina è molle, può portarle in bocca, può portare in bocca anche il sonaglio, altre cose sono più dure e via dicendo, più pesanti, più leggere. Insomma, tutto questo fa parte dell'esperienza che passa attraverso la sua azione, muovendosi, allungando la mano, toccando, quindi compiendo degli atti motori, si rende conto di come è fatto il mondo che lo circonda. Allora, naturalmente, siccome nella prima infanzia il bambino soprattutto manipola, tocca, cambia di posto le cose e così via, è in gran parte legato alla concretezza delle sue azioni. Afferra qualche cosa, ne percepisce il peso, ne percepisce appunto la durezza, la morbidezza e così via, e tutto ciò fa parte di ragionamenti concreti. Un bambino piccolo ha una scarsa capacità di astrazione e anche quando parlerà, inizierà a parlare, il suo linguaggio si riferirà a oggetti concreti, mamma, papà, la pappa, la bumba, la pipì, insomma queste cose. Certamente non è ancora adatto per fare delle generalizzazioni legate all'astrazione, insomma. Poi, quando man mano ripeti alcuni gesti, impara a compiere dei movimenti, impara per esempio ad afferrare, quindi a proiettare in avanti il braccio sino a raggiungere un oggetto, portarlo alla bocca, farlo suonare e così via. Sta mettendo in atto quelle che si chiamano delle memorie procedurali. Memorie procedurali sono delle memorie legate ai nostri movimenti, alle nostre procedure. Tutti noi ne abbiamo, ad esempio quando saliamo sulla bicicletta, sul motorino, sull'automobile, non abbiamo ogni volta bisogno di dire che cosa devo fare ora.
ma delle memorie codificate nel nostro cervello ci dicono dai avvio, mettiamo la bicicletta, pedala, l'equilibrio è ormai garantito dalla nostra pratica e così via. Un bambino piccolo deve in gran parte formare una serie di memorie procedurali. Queste si verificano precocemente, sono memorie robuste, vuol dire che non si disgregano, durano molto a lungo, mentre le memorie dichiarative compaiono in gran parte quando impariamo a parlare, quando sviluppiamo il linguaggio, sono più tardive, sono quelle per esempio che ci dicono, non so, che Vittorio Veneto è una città, oppure che nel Veneto ci sono una serie di città e che il Veneto fa parte dell'Italia, l'Italia fa parte dell'Europa. Quando l'abbiamo imparato? Ma esattamente non lo sappiamo. Però tutte queste memorie dichiarative si sviluppano più tardi e purtroppo anche sono più fragili. Quindi quando si diventa anziani e si hanno delle malattie invalidanti in genere del sistema nervoso, si perde la memoria. Alcune cose sfuggono. Prima e tra tutte le memorie legate ai nomi e ai cognomi. Tutte le persone che hanno più di 50 anni avranno provato senza dubbio qualche problema nel ricordare il nome di una persona. Allora, gli apprendimenti invece legati alla motricità sono robusti e sono il trampolino, diciamo, di lancio, per usare un termine semplice, per le memorie dichiarative, cioè fare, agire, muoversi, valutare i movimenti, ripeterli e così via, in qualche modo facilita la formazione di schemi più generali. Dalle memorie procedurali si passa alle memorie dichiarative. Allora, quindi teniamo presente, quando consideriamo l'importanza del movimento, che noi abbiamo varie aree del linguaggio. Una di queste è l'area di Broca, che ho situata qui, dove mi tocco, sulla corteccia frontale, ed è l'area in cui ci sono tutte le memorie procedurali delle parole che io sto pronunciando. Quando siamo piccoli, stentiamo a dire una parola complessa, per esempio linguaggio. Ma io la dico e voi la dite senza nessun problema, perché la sequenza dei movimenti che sono necessari per dire linguaggio, movimenti della bocca, della lingua, delle corde vocali, respiratori, sono codificati, sono memorie custodite dal nostro sistema nervoso. Ed è questo che ci permette di parlare in maniera rapida e veloce. Allora, in quest'area di Broca, dove sono custoditi, anche in altre aree, ma insomma, dove sono custoditi le memorie dei movimenti, l'area di Broca non soltanto controlla la motricità vocale, ma anche i movimenti della mano. Succede molto spesso nel cervello, una stessa area, una stessa struttura ha più funzioni. Quindi parlare, come sto facendo io, e agire, per esempio, non so, contare le dita di una mano, come fanno i bambini piccoli quando devono fare le addizioni e sottrazioni, hanno qualche cosa di simile e in qualche modo ci dicono che la nostra mente ha delle basi fisiche, insomma, ha delle basi concrete. D'altronde le maestre che probabilmente stanno ascoltando sanno benissimo che quando un bambino fa di conto utilizza la mano, le dita della mano e fa 2, mettiamo, più 1 uguale 3. Se qualcuno gli dice ma non usare la mano, fallo a mente, in genere il bambino porta la mano dietro la schiena e muove le dita per facilitarsi il compito. È la sua strategia. Allora, questo sviluppo della matricità man mano diventa sempre più importante e consente al bambino di essere autonomo. Cioè non è più la mamma o per lei il papà o una persona che lo accudisce, spesso ormai di questi tempi, che devono portare delle cose al bambino, devono raggiungere, essere la sua mano, diciamo, per portargli quella palla che il bambino ha indicato, oppure il biberon dove c'è dell'acqua e così via, ma cominciano ad essere autonomi e non c'è più, almeno per questi gesti semplici, bisogno della mediazione dell'adulto. Ma non soltanto. Quando la motricità si sviluppa, e si sviluppa lentamente a partire dalla testa, la bocca, con cui
il bambino succhia il latte e poi con cui emette i primi suoni, il collo che deve stare eretto, all'inizio non arriva a tenere il collo eretto perché i muscoli non ricevono ancora un'innervazione sufficiente, poi inizia a stare seduto, poi comincia a muoversi e quando si muove, a partire dal 1 anno e mezzo, 2, così comincia a non soltanto a camminare, ma può fare dei giochi che si basano sulla corsa, sul salto, su una serie di attività motorie che non soltanto sono rilassanti per il piccolo, ma che gli fanno dimenticare dei motivi di piccole sofferenze, delle piccole ferite psicologiche che succedono ad ogni età e possono succedere anche ai più piccoli. Quindi nel momento in cui lui si lancia in queste attività, in qualche modo si sta curando. Allora, motricità e gioco. Beh, il gioco è qualcosa che è importante per regolare e padroneggiare i propri movimenti. Ha una grande soddisfazione nel momento in cui riesce ad afferrare un oggetto, a muovere le gambe a stantufo se è sulla culla, a sollevarsi, oppure si rende conto che lui è la causa di un fenomeno, cioè in termini tecnici è il piacere di essere causa. È come il bambino che sta seduto sul seggiolone, ha davanti a sé una pallina, mettiamo che gli ha dato la mamma, lui la prende e la fa cadere. E la mamma dice, ah, ti è caduta, e gli ridà. Lui la prende e la rifà cadere, perché in questo modo non soltanto è causa di qualche cosa, non soltanto si diverte, non soltanto mette alla prova, diciamo, il suo rapporto con l'adulto che gli sta vicino, ma sta, diciamo, agendo e rendendosi conto che può modificare la realtà. Questo man mano avviene in maniera sempre più evidente, per esempio quando parliamo del gioco, i giochi di movimento, correre, saltare, fare le capriole, girare su se stessi e così via, non sono soltanto importanti perché matura il corpo, matura, no, la capacità di equilibrio, le capacità di regolare i movimenti, ma anche perché c'è una maturazione della psiche che dipende appunto da queste capacità. Quindi nei primi 2 o 3 anni di vita questo gioco è un aspetto importante. Questo di cui stiamo parlando è il gioco di movimento in cui un gioco all'aria aperta, faccio vedere qui un libro di mia moglie e di mia figlia che sono occupati appunto proprio di questo aspetto importante che è giocare nel verde, è un gioco di gruppo all'aria aperta, nella natura, tanto più facile nei piccoli centri, tanto più difficile ormai purtroppo nelle grandi città, non soltanto serve per muoversi, non soltanto ci dà delle percezioni di colori, di movimenti, le foglie che si agitano, gli alberi che oscillano per il vento e così via, ma sta compiendo un esercizio cognitivo, nel senso che sta imparando qualche cosa. Piccole esperienze che però avvengono grazie alla capacità di giocare e di giocare in gruppo. E i giochi di gruppo naturalmente hanno le loro regole e quando si fanno questi giochi i bambini si rendono conto non soltanto di ciò che possono fare, della loro velocità, della loro prontezza e così via, ma anche che esistono delle regole che in qualche modo bisogna osservare. Allora, quando si è più grandi, naturalmente gli spazi sono importanti, non è più la casa, non è più il giardinetto, se c'è, della casa, ma hanno bisogno di spazi dove potersi rincorrere, saltare, giocare a palla, insomma, sentirsi liberi. È in questo modo che fanno esperienza delle potenzialità del proprio corpo. Non è qualche cosa che gli può essere detta, è qualche cosa che devono provare da soli, che possono mettere in atto e sfidare, arrampicarsi magari, salire dei gradini di corsa, scenderli velocemente e poi in seguito scenderli soltanto con entrambi i piedi a 2 e così via. Naturalmente in queste forme di gioco non soltanto conoscono se stessi, ma esercitano un rapporto con gli altri. Per questo possono
comparire degli episodi di aggressività che in genere risolvono da soli, si sottraggono i giocattoli, possono muoversi, cosa frequente nei bambini piccoli, qualche volta fare la lotta e così via. Ma anche questo è qualcosa che li informa, diciamo, di come l'altro reagisce. Sono delle esperienze in cui ci si rende conto di che cosa fa l'altro se uno compie una particolare azione. Non è scontato. Allora, quando si è ancora più grande compare una forma di gioco che si chiama il gioco simbolico. Il gioco simbolico implica uno sviluppo della fantasia e la formulazione di ipotesi. Per esempio, non so, si fa finta che esistano degli oggetti che magari non ci sono, oppure di cambiare la funzione di un oggetto, un cubetto, una tesserina del Lego può diventare un telefono e così via. Può far finta di pettinarsi, appunto, un esempio, con qualche cosa, e ripete uno schema. Oppure può far finta di lavarsi, questo è un po' più difficile, però insomma, con dell'acqua immaginaria. Quindi sta immaginando qualche cosa, sta proiettando sugli altri o su degli oggetti degli schemi. Uno schema è ciò che viene messo in atto dal bambino quando si lava, quando si pettina, quando usa la forchetta, quando porta alla bocca il bicchiere e così via. E tutto questo fa parte appunto di schemi in cui, non so, può dare da mangiare alla bambola, può dare o sgridare l'orsacchiotto, è tutto una simbologia che passa attraverso questa fase più tardiva del gioco. Allora, come vi dicevo, questo tipo di gioco non ha soltanto una funzione cognitiva, cioè apre la mente ad una serie di schemi, rappresentazioni e così via, ma implica anche l'emotività. E nei giochi simbolici uno può far finta di raggiungere qualche cosa che non gli è dato fare nella vita reale. Immaginare di fare ciò che fa il papà, mettiamo usare un martello per ficcare un chiodo nel legno, lo immagina e usa un qualsiasi oggetto per far finta che. Ecco, in genere questi giochi simbolici danno sicurezza al bambino e tutti sono d'accordo sul fatto che sono una forma di psicoterapia spontanea. Tipica è poi quella che la drammatizzazione che fanno con marionette, burattini e così via, in cui prestano a questi oggetti, ai marionette, alle burattine e così via, i loro problemi, li sgridano, li fanno bisticciare, li fanno andare d'accordo, immaginano delle scene sempre più complesse. Allora, più tardivamente si sviluppa il gioco, un gioco che suscita emozione, che è la base della socialità e che diventa un qualche cosa che poi perdurerà per tutta la vita, perché anche noi adulti giochiamo, basta vedere, non so, non soltanto i ragazzi, ma anche quarantenni, cinquantenni che giocano a pallone oppure che fanno altri giochi di ruolo e così via. E in questi giochi iniziali c'è un'attività di gruppo che mette in atto una forma di empatia, cioè un sentimento nei confronti degli altri, non soltanto nel simulare qualche cosa, ma anche nel prestare agli altri le proprie emozioni. Si comprende che, mettiamo, se nell'ambito del gioco io facciamo che uno giochi allo schiaffo del soldato, do uno schiaffo troppo forte e l'altro può sentirsene colpito, insomma, può offendersi, può arrabbiarsi e così via. Tutto questo sono apprendimenti che sono importanti per imparare le regole del gruppo. Quindi l'emozione comincia a diventare sempre più importante. Lo è anche quando si è molto più piccoli, quando il soffio del vento, lo stormire delle foglie, le luci e così via ci emozionano, come emozionano noi adulti. Però in un bambino questo è molto più evidente e passa in gran parte, in massima parte, attraverso il gioco. Però ritorniamo al cervello. Se noi giochiamo,
in qualche modo contribuiamo a stimolare la crescita del nostro cervello. Per gioco intendo un gioco in cui c'è una motricità, in cui i bambini corrono, hanno delle emozioni, hanno delle percezioni. E in questa figurina che vi ho messo di lato si vedono delle cellule nervose, per esempio queste due che voi vedete, con i loro prolungamenti, che man mano diventano i prolungamenti sempre più ricchi e arborizzati. Infatti si chiamano dendriti, arborizzazioni. Ecco, questa crescita dei rapporti tra neurone e neurone, grazie alla crescita dei dendriti, passa in gran parte attraverso dei fattori che nutrono questi neuroni, che promuovono la loro crescita e dipendono in gran parte dal fatto che si gioca. Perché quando noi giochiamo, in pratica vengono secrete, vengono prodotte delle sostanze come questa proteina CFOS, che serve a stimolare la crescita delle cellule nervose. E vengono prodotti anche altri principi attivi che sono ormonali, che servono anche a stimolare la crescita corporea. Quindi muovendosi, giocando, correndo, facendo giochi a volte sempre più complessi e così via, noi contribuiamo a indurre il nostro cervello a prendere una forma più complessa. Quindi la plasticità cerebrale è legata a questo fatto. Allora, un altro aspetto è che tutti i giochi che comportano, e le attività che comportano un'attività fisica aerobica, come correre, andare in bicicletta, inseguirsi, questo lo si può fare in maniera giocosa, gli adulti lo fanno per esempio facendo lo jogging, correndo e così via. E tutte queste attività, l'attività aerobica, migliorano le funzioni cognitive, perché contribuiscono a rendere più stabile e più complessa la cosiddetta plasticità cerebrale. Faccio una parentesi. Il cervello non è soltanto specificato nella sua forma macroscopica e nella forma dei suoi circuiti dei geni. Certo, i geni sono importanti e ci dicono che tutti noi abbiamo un cervello fatto in un modo abbastanza simile dal punto di vista macroscopico, ma poi che abbiamo anche un cervello fatto di vie nervose, contatti e così via. Tanto più andiamo verso il fine, i contatti tra neurone e neurone, cioè le sinapsi, le arborizzazioni dei neuroni, i prolungamenti dei neuroni e così via, tanto più dipendiamo da forme di plasticità cerebrale, cioè da stimoli che agiscono sul sistema nervoso e che ne potenziano la struttura. Ad esempio, quando si gioca, un gioco protratto, si modifica non soltanto il funzionamento di una struttura che si chiama ippocampo, che è nella profondità del cervello ed ha un ruolo molto importante nella memoria, ma anche della corteccia prefrontale. Questa parte qui che sto toccando, più o meno, è la corteccia prefrontale. Queste due strutture, per esempio, sono molto sensibili a dei fattori di neurotrofici, cioè di benessere del sistema nervoso, come questa molecola che si chiama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ecco, questa molecola viene prodotta quando i muscoli agiscono, quindi spontaneamente in tutte le forme di gioco che richiede una motricità, che richiede un'attività fisica aerobica e così via. Proprio i bambini quando sono nel parco è automatico fare dei giochi di movimento. E questi giochi di movimento contribuiscono al benessere del loro cervello. Così come dicevamo all'inizio, insomma, quando dormono, nella fase REM, nella fase in cui sognano, i circuiti cerebrali vengono stabilizzati ed altri vengono invece potati per dare una forma più definitiva al nostro sistema nervoso. Allora, l'attività aerobica favorisce anche la concentrazione. Per esempio, in vari esperimenti si è visto, questi sono dei bambini che corrono, è inutile che lo dica, e questi si vede un cervello delle tecniche di imaging che visualizzano appunto la funzione cerebrale e soprattutto l'attivazione di alcune strutture che sono più irrorate dal sangue. Ecco, la differenza è tra riposo, dopo una passeggiata, dopo una corsa. Quando il cervello è più ossigenato, funziona meglio.
dopo una corsa, per esempio, un'attività aerobica di una trentina di minuti, la capacità di concentrarsi su un problema migliora notevolmente. È per questo che molte scuole del nord Europa l'attività fisica viene portata all'inizio della giornata, quindi i bambini si rilassano, corrono, questo contribuisce a mobilitare delle energie e soprattutto a renderli più concentrati in ciò che faranno nelle ore successive. A volte, persino nei banchi, i bambini tra un'ora e l'altra fanno delle forme di attività fisica, di ginnastica, diciamo, di movimenti e così via, che potenziano la loro concentrazione e la loro attenzione. Questo è molto importante che nei bambini che hanno dei deficit di attenzione, bambini iperattivi per esempio, con disturbi dell'attenzione e così via, compiere degli esercizi basati sul controllo motorio aumenta le loro capacità di concentrazione, perché come dicevamo un po' all'inizio, insomma, esercitare un controllo sulla motricità, sulle memorie procedurali, implica anche una ricaduta sui fattori cognitivi. Quindi muoversi è essenziale, direi a tutte le età. Lo è per i bambini, attraverso il gioco, attraverso la corsa, attraverso gli inseguirsi e così via. Lo è per gli adulti, lo è per gli anziani. Nel decalogo che ha stilato l'Istituto per la National Institute of Aging, l'Istituto per la Nazionale per la Vecchiaia statunitense, al primo punto dice: per tenere un cervello in forma bisogna compiere un'attività fisica, una passeggiata con un buon ritmo ogni giorno, almeno di una trentina di minuti. È uno dei capisaldi, diciamo, per tenere il cervello in forma. Allora, un altro passaggio, diciamo, tra la motricità e l'apprendimento è quello legato a quello che viene definito l'apprendimento recitato. Cos'è l'apprendimento recitato? È una tecnica in cui si favoriscono l'associazione tra la motricità e l'apprendimento. Perché? Perché le memorie motorie, le memorie procedurali, sono robuste, come dicevamo prima, quindi compiere un movimento, per esempio, non so, girare le mani così, oppure toccarsi più volte il naso e così via. Tutte queste implicano delle memorie motorie che facilitano in maniera impercettibile, direi, lo svilupparsi di memorie semantiche, quelle legate al significato delle parole, che come abbiamo detto sono più fragili. Allora, cosa avviene con questa tecnica dell'apprendimento recitato? Ad esempio, se i bambini, vedete, sono piccoli abbastanza, 5 anni, 6 anni e così via, devono imparare una seconda lingua, possono farlo in gruppo, anzitutto perché l'apprendimento di gruppo è migliore, senza dubbio, che l'apprendimento da singoli, giocando e compiendo dei gesti, dei movimenti che sono, per esempio, tipici di alcune parole di una lingua che devono apprendere. Ad esempio, immaginiamo che devono dire: usciamo dalla classe, apriamo la porta, scendiamo le scale, usciamo dal portone, andiamo alla stazione, compriamo un biglietto, saliamo sul treno e ci mettiamo a sedere. Ecco, ognuna di queste attività può essere recitata dai bambini. Per esempio, aprire la porta, per esempio, scendere i gradini, e lo fanno tutti facendoci finta di scendere, o salire i gradini, riaprire un'altra porta, sedersi e così via. Ad ognuno di queste attività fisiche viene associato un nome, per esempio in inglese, non so, open the door, oppure go down the steps, oppure ask for a ticket, chiedi un biglietto, in maniera giocosa e favorendo un ponte tra i movimenti e le parole, quindi delle memorie semantiche che devono essere apprese, viene molto facilitato l'apprendimento di una seconda lingua. Ripeto, bisogna essere in gruppo, con un atteggiamento molto giocoso. Ovviamente molto dipende dall'adulto, dall'insegnante che sta organizzando il gruppo, ma in questo modo si possono imparare, per esempio, delle parole di un'altra lingua o, che ne so, recitare qualche cosa che ha a che vedere con un qualche tipo di apprendimento in cui è importante che ci siano degli correlati motori. E
e quindi questi correlati motori sono una specie di spugna che assorbe poi l'apprendimento, qua dice di una seconda lingua, ma direi di tanti termini, quindi di tante memorie semantiche. Allora, quindi sottolineiamo, nel corso del suo sviluppo il cervello ha bisogno di fare esperienze tattili ed esperienze motorie. Questo perché la realtà con cui si confrontano oggi molti bambini, la realtà virtuale, sempre più bella, sempre più perfetta e così via, non fa parte per il momento della loro mente. La loro mente è concreta, apprendono delle parole legate alla concretezza, non imparano delle parole che sono così astratte. Il loro linguaggio è concreto ed è basato, quell'apprendimento, su una interazione diretta, sul fatto che compiono dei tentativi, per esempio, non so, innaffiare e regolare la distanza a cui va il getto. Spesso sono infruttuosi, però proprio perché sono infruttuosi richiedono al bambino di aggiustare, mettiamo la sua mira, di aggiustare il movimento che sta facendo. Tutto questo si basa non soltanto sulla concretezza, ma sulla lentezza, su dei movimenti che implicano delle azioni che sono lente, a misura di bambino. E invece la realtà virtuale in genere non consente questo tipo di esperienze, è molto basata sulla velocità e quindi è importante che i movimenti e le esperienze siano legate alla concretezza e all'esperienza diretta dal bambino. C'è un libro di questo Peter Gray, che non ricordo come si chiama al momento attuale, poi edito da Bollati e Borenghieri, se non sbaglio. Questo studioso ha fatto uno studio longitudinale, per 30 anni ha raccolto dei dati su longitudinali su ciò che succedeva dagli adolescenti che avevano potuto giocare e adolescenti invece che erano stati statici, in gran parte a casa, in gran parte di fronte, più recentemente, di fronte al computer, di fronte al tablet e così via. E quello che ha notato, e che tanti altri hanno replicato, che giocare nell'infanzia e nell'adolescenza, praticare delle attività motorie singole, di gruppo e così via, conferisce un maggior controllo su se stessi, un maggior senso di autonomia, una minore ansia di non riuscire a farcela, perché quando uno con le proprie mani riesce a realizzare qualche cosa, ne è molto soddisfatto. Tutti quelli che fanno il bricolage, il modellismo e così via, sono felici quando hanno compiuto il loro modello, l'oggetto che stavano montando, un mobile, qualsiasi cosa. E poiché appunto si sentono più intraprendenti, più autonomi, meno ansiosi, in genere sono molto meno propensi a ricercare emozioni succedanee, cioè alcol e droga e così via. Quindi lo studio di Peter Gray è molto importante, perché ci dice che c'è un significato fondamentale nel gioco infantile e adolescenziale. Quello, soprattutto, lo sottolineo, di dare non soltanto un maggior controllo, ma una maggior fiducia in se stessi. Se volete, in altri termini, è quello che diceva Maria Montessori, diceva, quando il bambino riesce a portare a termine una sua azione, ne è molto contento e ha la percezione di essere in grado di modificare la realtà. E non è poco, perché da grandi un cittadino, diciamo, che pensa di poter modificare la realtà, indubbiamente ha una maggiore come dire, valenza sociale di chi pensa invece di essere soltanto qualcheduno che deve comportarsi sulla base di ciò che dicono gli altri. Allora, giochi virtuali. Ecco, questo per riprendere il tema che dicevamo prima, i giochi tradizionali sono importanti, ma quelli virtuali, che tanto sono diffusi al giorno d'oggi, possono essere divertenti, ma non mettono in atto una emozione radicata nell'azione, diciamo, non sviluppano quello che si chiama l'intelligenza emotiva. Che cos'è l'intelligenza emotiva? È il non soltanto regolare i propri sentimenti, comprendere come ci
sentiamo in una particolare situazione e così via, ma anche comprendere che cosa provano gli altri. Che facendo una particolare azione o dicendo delle particolari parole posso offenderlo, posso farlo arrabbiare, posso deprimerlo e così via. Ecco, questo lo si apprende in gran parte attraverso il gioco, attraverso le interazioni sociali e così via. L'altro fatto è che quando si usano dei giochi virtuali e in genere si basano su un'azione che comporta seguire un bersaglio, raggiungere un bersaglio e così via, si attiva fortemente la corteccia frontale, quest'area del cervello che è dietro la nostra fronte, e a sfavore di altre funzioni del cervello. Cioè, gran parte della nostra energia, mentre facciamo un videogioco, è a sfavore di altre funzioni. Quindi un conto è giocare ogni tanto e così via. Se un bambino però passa la sua giornata di fronte ai videogiochi, la sua mente viene modificata, nel senso che impara a dare risposte rapide, non meditate, perché è premiato dal fatto di rispondere molto rapidamente e soprattutto sconnesso al mondo reale, perché il mondo reale è molto diverso dal mondo simulato. E per quanto la simulazione vada avanti in molti videogiochi, è molto lontana da ciò che succede nella realtà. Certo, un adulto può imparare, per esempio, a simulare il decollo di un aereo, il decollo, l'atterraggio, il volo e così via, con tecniche complesse, con gadget complessi che simulano ciò che avviene nella cabina di un aeroplano, la cabina di pilotaggio. Però la realtà è poi diversa. L'emozione che viene suscitata dal fare qualche cosa di concreto è diverso rispetto a quella di fare qualche cosa di simulato. Così avviene ugualmente per i bambini. Allora, i giochi sviluppano l'intelligenza emotiva in gran parte. E che cos'è l'intelligenza emotiva? Ma un qualche cosa che ci consente di conoscersi, l'autoconoscenza, cioè essere consapevoli, ad esempio, delle nostre emozioni e leggere anche il linguaggio del corpo, il nostro e quello degli altri, cioè comprendere dei segnali che a volte sembrano minimali, dagli sguardi, dal rapporto volto a volto e così via, come funziona la comunicazione interpersonale. Il secondo aspetto è l'autoregolazione, cioè gestire efficacemente le nostre emozioni, le proprie emozioni, e il terzo è l'automotivazione, cioè la capacità di continuare ad agire, di essere motivati malgrado le difficoltà, le frustrazioni e così via che sono legate al raggiungimento di un obiettivo. Questa è l'intelligenza emotiva, la si apprende precocemente, si apprende negli scambi con gli altri bambini. È più facile che si sviluppi quando si hanno dei fratelli piuttosto che quando si è figli unici, perché i contatti in genere di un figlio unico sono inferiori rispetto a quello di un bambino che ha dei fratelli, che magari bisticcerà tutto il giorno con i fratelli, però man mano si sta facendo, diciamo, un capitale di conoscenza. Allora, l'intelligenza emotiva è importante per imparare, perché ci sono una serie di caratteristiche che sono legate alla fiducia in noi stessi, alla curiosità, scoprire qualche cosa e pensare che questa scoperta sia una fonte di piacere, all'intenzionalità, cioè desiderio di poter agire, di poter modificare la realtà, insomma, quindi perché siamo competenti, alla capacità di controllarsi, cosiddetto autocontrollo, modulare e controllare le azioni in modo appropriato, la capacità di interagire con gli altri, che è il nocciolo, diciamo, dell'intelligenza emotiva, la capacità di comunicare, anche questo è importante, insomma. In un gruppo, a un certo punto, questa capacità si sviluppa in maniera spontanea e la capacità di cooperare, quindi comprendere che noi abbiamo delle necessità, abbiamo dei desideri, ricerchiamo qualche cosa, ma anche gli altri hanno queste necessità
E a volte appunto il gioco è strutturato in maniera proprio da potenziare questo aspetto. Facciamo a turno, adesso mi nascondo io, ora ti nascondi tu e così via. Non può essere lo stessa persona che conduce un gioco di gruppo. Quindi c'è bisogno di questa capacità di cooperare. E questo nei giochi di cooperazione, ecco per esempio il tiro alla fune, esempio tipico, oppure nel cosiddetto gioco circolare in cui si collabora prima magari separatamente, poi in gruppo per eseguire un progetto, per esempio una serie di casette o quello che questi sono dei bambini abbastanza piccoli che stanno mettendo in atto questa forma di gioco circolare. Quindi, scusate, ecco qui. Allora, perché nella scuola e al di fuori della scuola è importante sviluppare una competenza emotiva? Perché noi, forse di un'altra generazione, abbiamo privilegiato, anche perché per necessità, perché sino alla metà del secolo scorso l'analfabetismo era diffuso, quindi si puntava, per esempio, a insegnare a leggere e scrivere, si pensava di potenziare il cosiddetto sviluppo intellettuale, però oggi anche l'educazione emotiva è molto importante. Goleman, che ha scritto vari libri sull'intelligenza emotiva, dei veri e propri bestseller tradotti in tutte le lingue, comprese in italiano, dice è importante quanto la matematica e può essere insegnato usando modi simili a discipline scolastiche. Non so se sia importante quanto la matematica, però decisamente è importante perché sviluppare un'intelligenza emotiva promuove, diciamo, forme di motivazione, quindi essere più attenti, sviluppare la memoria, eccetera, e imparare le abilità interpersonali, quindi sviluppare delle forme di cooperazione, avere successo con gli altri, sentirsi meglio, sentirsi bene a scuola e così via. Tutto questo in qualche modo negli Stati Uniti le tecniche per sviluppare la competenza emotiva sono varie, però non mi ci soffermerei su questo. Resterei sul fatto che il gioco è la struttura più importante, la forma più importante perché si sviluppino una serie di capacità del nostro cervello, di capacità della nostra mente e di forme di intelligenza emotiva, cioè di rapporti con gli altri. Ma soprattutto nei primi anni di vita il cervello prende forma, presta più attenzione e favoriamo la sua plasticità attraverso il gioco. Se ce ne fosse ancora bisogno di dirlo, ecco, sottolineerei questo aspetto. Il fatto è che nelle grandi città le forme di gioco all'aria aperta, di gruppo e così via, sono meno diffuse. Gli spazi per giocare sono contratti, mentre nelle piccole città o nei paesi, ecco, si può uscire, si può giocare senza pianificare qualche cosa. Ricordo la mia infanzia, appunto, in cui non c'era alcuna pianificazione nell'andare sotto casa e giocare a pallone con le lattine o quello che era. Quindi io penso che appunto nelle giornate di Vittorio Veneto questo ruolo del gioco sia un aspetto importante, è stato giusto sottolinearlo. Non so se ci sono delle domande, ma forse potremmo interagire in qualche modo, non so, penso che sia previsto, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. Ne abbiamo già diverse su cui ha preso appunti la professoressa Gregoris in studio e adesso ce ne stanno arrivando anche dal pubblico. Se vuole passiamo già la parola alla professoressa che ha preso molti appunti. Perfetto, sì, così diventa più spigliato, diciamo, la cosa. Sì. Sì, buonasera professore, è un vero piacere interloquire con lei. Una suggestione iniziale, mi ha colpito molto il discorso che lei ha fatto sull'importanza dell'uso della mano. Noi sappiamo che una delle caratteristiche evolutive più importanti, per esempio, è l'utilizzo del pollice opponibile, no? Che è quello che poi sviluppa anche la manualità fine nel bambino, ma poi anche nell'adulto. E così, da alcune osservazioni fatte negli ultimi anni, mi pare che i nostri bambini stiano perdendo la manualità fine, anche per operazioni molto semplici, dall'infilare il filo nella cruna del lago,
ad allacciarsi le scarpe. Spesso dico ai miei studenti, per fortuna che le scarpe con lo strap arrivano solo al 36, perché altrimenti i nostri bambini non imparerebbero più ad allacciarsi le scarpe. Mi è capitato anche nell'esperienza personale, mia bambina, adesso la più piccola, ha 5 anni, e dice, viene a casa, mamma non voglio più le scarpe coi lacci perché un maestro mi ha detto che sono scomode e ogni volta ci metto tanto tempo ad allacciarle. E quindi ho l'impressione che un po' questa manualità fine si stia perdendo, e dopo loro sono bravissimi col dittino a scorrere lo schermo touch dei telefonini per saltare gli annunci, però quell'artigianalità, no, che poi ha anche una valenza antropologica importante, stiamo un po' perdendo anche il senso antropologico dell'uomo artigiano, siamo l'homo videns, l'homo sapiens, l'uomo informatico, ma che perde un pochino questo valore anche dell'uso della manualità. Un mio studente di quinta mi diceva che quest'estate ha fatto un'esperienza in un'azienda agricola. Diceva, mi hanno mandato a scavare con le mani nella terra per togliere i sassi e prendevo anche i vermi qualche volta, e questa cosa mi ha emozionato. Allora mi veniva in mente anche quello che ha detto poi, che quindi l'attività manuale nel gioco o in altre forme stimola anche le emozioni, stimola l'intelligenza emotiva stessa. Ecco, le chiedo se questa mia sensazione, no, che pian pianino stiamo andando verso una perdita della manualità fine, con conseguenze anche, ci sono sempre meno persone che lavorano l'argilla, che producono manufatti di pregio, se lei riscontra di fatto a partire dall'età infantile questo scollamento tra l'attività manuale e l'attività intellettuale. Magari si fa nelle scuole dell'infanzia, hanno l'orticello, lavorano con la pasta di sale, lavorano la creta, ma poi si perde negli anni successivi. Cosa ne pensa? La manualità è fondamentale, anche perché, che le posso dire, c'è una forte differenza tra il riflesso di afferramento che ha proprio un neonato nel momento in cui appunto è al di fuori del corpo materno, e se uno può provocare un riflesso palmare, per esempio, cioè prende la mano del neonato e gli sbatte contro un dito, il neonato chiude la mano e ha una presa così forte che se lo si fa con tutte e due le mani lo si potrebbe sollevare in aria. Quindi questo è un riflesso, però un riflesso è qualche cosa che implica l'attivazione di come dire, di un circuito motorio che comporta l'attivazione. Se passiamo invece ad un altro tipo di movimento, la presa di precisione, l'opposizione tra il pollice e l'indice, è qualcosa di ben più complesso, perché io devo attivare queste due dita e bloccare queste altre tre. Può sembrare semplice, ma quando impariamo a scrivere, e quando impariamo a scrivere con la penna, con la matita e così via, noi facciamo un esercizio di attivazione e inibizione. E questo vale per tutte le attività del nostro corpo e della nostra mente. Quindi le tecniche fini, ma tipo farsi lacci delle scarpe, come lei diceva, senza dubbio prendono più tempo dello strap, ed i bambini tendono ad utilizzare le cose più semplici. Però secondo me non si può imparare tutto in una scuola montessoriana, ad infilare perline, eccetera. Ben vengano ovviamente le scuole montessoriane, ma voglio dire, giornalmente i bambini devono poter compiere delle azioni manuali che richiedono un'attenzione, una perseveranza e un esercizio fine, perché ad esempio molto presto utilizzeranno la tastiera di un iPad, quello che è, di un cellulare o di un computer, e potranno scrivere rapidamente. Però è molto diverso questo, perché diciamo, sono dei movimenti abbastanza semplici che portano ad un testo scritto. Può essere utile per bambini che hanno dei problemi con delle abilità speciali, eccetera, ma in un bambino, diciamo, senza problemi, la pratica motoria fine è estremamente importante, anche perché poi quando un bambino ha fatto qualche cosa con le sue mani, ne è estremamente contento.
può essere qualcosa di carino che fa, può essere qualcosa di sempliciotto, eccetera, però ne è fiero, mostra il disegno che ha fatto, il pupazzetto che ha fatto impastando la plastilina e così via. In qualche modo questo dà fiducia in se stessi. Cioè il bambino che impara ad essere attore, cioè ad agire, poi sarà un adolescente che non pensa di dover fare qualche cosa per ottenere dei risultati. E questo fare qualche cosa per conto proprio è un aspetto importante, insomma, per stare al mondo, altrimenti si diventa troppo passivi. Le tecnologie sono fondamentali, sono importantissime. Io a mano ormai non scrivo quasi mai, eccetera, però sono passato attraverso, come gran parte delle persone probabilmente che ascoltano, attraverso la scrittura manuale e attraverso una serie di esercizi sottili, diciamo, che richiedono attenzione, e la stessa attenzione che viene richiesta nel farsi i lacci delle scarpe, poi uno può usare lo strappo, ma insomma questo non è importante, per alcuni compiti la si riporta poi in altre modalità e in altri ambiti cognitivi, naturalmente, non soltanto motori. Grazie. Grazie professore, abbiamo ricevuto moltissimi stimoli dalla sua relazione che si allacciano con molte delle cose che abbiamo sentito da altri relatori nei giorni scorsi. Per esempio questa sottolineatura del valore dell'esperienza che per noi, per gli obiettivi del nostro festival, si traduce anche in possibilità di indicazioni, suggerimenti utili ai genitori che ci ascoltano, agli insegnanti e agli educatori. Per esempio, spesso accade che le nostre modalità di correggere o sostenere i bambini e i ragazzi passino molto attraverso l'astrazione, quindi il discorso, la discussione, la spiegazione astratta, eccetera, eccetera, e molto meno invece attraverso l'esperienza. Facciamo un esempio che è già stato citato da qualcuno. Se io voglio aumentare l'autostima di un bambino, teoricamente non dovrei dirgli che deve avere più autostima di se stesso, ma posso piuttosto creare con lui un'esperienza attraverso la quale, come lei ci sta spiegando, lui possa costruirla questa autostima raggiungendo progressivamente un piccolo o grande risultato. Ecco, lei è d'accordo con questa idea di dare proprio anche dei suggerimenti agli adulti di cose molto semplici e concrete per far fare esperienze ai bambini proprio con l'obiettivo di aumentarne l'autostima o di facilitarli nel superamento di qualche difficoltà? Sì, perfettamente d'accordo con quello che dice, salvo molte eccezioni che ci sono nella nostra scuola, però per tradizione la nostra scuola non è empirica, a differenza per esempio delle scuole nei paesi del nord, in Gran Bretagna, dove c'è una forte tradizione di empirismo e dove a scuola, anche senza avere degli spazi dedicati belli, diciamo, e ben strutturati, c'è il cosiddetto laboratorio del sottoscala, insomma, dove si possono fare cose, fare piccoli esperimenti, mettere in atto dei piccoli progetti e così via. E questi sono estremamente importanti per i bambini, appunto, perché esercitano la loro manualità e poi molti di loro continueranno probabilmente anche a esercitare delle forme di manualità nel lavoro. Ma lo stesso Vittorio Veneto, diciamo, è circondata da vigne, è circondata da fabbriche e così via. Insomma, tutte queste attività sono legate al saper fare. Ecco, il saper fare è qualcosa che si apprende precocemente e che dà, insisto, non solo io, ma anche gli altri ospiti che ci sono stati in precedenza, che dà un senso di soddisfazione, perché quello l'ho fatto io, insomma, questo è il prodotto delle mie mani. Che sia bellissimo o che sia bruttacchio non è molto importante, insomma. Poi un bambino non ha questa capacità critica forte, insomma, è ciò che lui ha fatto. Quindi la scuola dovrebbe puntare di più, insomma, alla manualità dei bambini. Anche di gruppo, anche fare, diciamo, le osservazioni, ma molte scuole lo fanno, ma insomma uscire nel verde, compiere delle osservazioni, piantare i famosi semi, osservare una piantina, tenere un diario con ciò che si verifica, mettiamo man mano che la pianta cresce o che un animaletto si sviluppa e via dicendo. Certo, grazie.
Una domanda da parte della professoressa. Mentre lei rispondeva, mi veniva anche in mente che in questi anni si sta sviluppando molto il filone della psicomotricità. Prima parlava anche di bambini con problemi di iperattività. Volevo così chiederle cosa ne pensa di questo tipo di attività, se ne ha approfondito in particolare lo studio. E spesso si fa in ambienti chiusi come le palestre. Potrebbe esserci una sorta di psicomotricità all'aperto, coniugando un po' tutte le suggestioni di cui ci parlava prima? Ma senza dubbio è molto più naturale, diciamo, farla all'aperto, è più ossigenante, diciamo, per il corpo ed il cervello, in quanto all'aperto l'aria è più ricca di ossigeno e così via. E poi è più vicino anche alla natura, però tutte le attività fisiche, senza andare nelle tecniche più specialistiche, diciamo, di psicomotricità, qualsiasi tipo di attività fisica in effetti ha un effetto positivo sull'attenzione e sulla capacità appunto di concentrarsi. Questo è estremamente valido anche per i bambini che hanno deficit di attenzione o che sono iperattivi. Nel gioco vengono richieste delle prestazioni che hanno delle regole implicite e quindi man mano vengono assorbite queste regole. Certo, se il bambino ha dei problemi molto gravi la cosa diventa più complessa, ma altrimenti per un bambino sono tanti, bambini con un deficit di attenzione un po' iperattivi, diciamo, ormai tutto viene etichettato, ma insomma con dei bambini con una scarsa capacità di attenzione e di inibizione, l'attività fisica, l'attività all'aperto è la migliore terapia. Quindi meglio il gioco libero del gioco strutturato, secondo lei? Inizialmente Dove dovremmo orientarci? Il gioco libero, ma si può fare 50-50, insomma, gioco libero e gioco strutturato, tutte e due, ma il gioco libero è importante perché lì si danno dei tempi e delle regole autogestite e questo è importante, insomma, perché necessariamente quando si gioca con gli altri si apprende un rapporto con gli altri, insomma. Una delle tecniche, per esempio, per ridurre il bullismo nelle scuole, ma parliamo di bambini più grandi ormai di quelli di cui ci stiamo occupando, è quello che devono partecipare ad un progetto comune. Per esempio costruire qualcosa insieme, oppure suonare insieme in un'orchestra. E lì non è che uno può fare tutto per conto suo, capisce che dipende anche dagli altri e quindi si sviluppa un rapporto con gli altri. Per questo in un gioco prima libero e poi strutturato si comprende anche che gli altri sono importanti e che con loro ci dobbiamo rapportare. Grazie mille. Beh, poi rispetto alla psicomotricità avremo un incontro ad hoc che ci offrirà anche l'occasione di entrare nello specifico. Nei prossimi giorni invitiamo quindi le persone interessate a consultare il programma. Mi pareva anche interessante sottolineare questo aspetto delle regole che in qualche maniera si formano e si strutturano da sole attraverso il gioco. Cioè veramente lei ci sta parlando del gioco come di una condizione esperienziale dove molte delle cose su cui spesso poi ci troviamo a fare fatica per recuperarle avvengono in maniera spontanea, quasi come i bambini sapessero già fare da sé tutta una serie di cose che invece spesso non gli diamo la possibilità di fare e che poi dobbiamo faticosamente ricostruire, no? Mi sembra che questo sia un messaggio anche interessante, perché tante volte arriviamo a fare un lavoro di recupero o rieducativo, eccetera, eccetera, con molta fatica, laddove invece il gioco consentirebbe ai bambini di costruirsele già da sole, tutte queste competenze. Ma sì, una delle prime diapositive che ho mostrato si vedono degli animali che giocano. Ecco, gli animali, per esempio dei gattini, che tutti noi conosciamo, insomma, quando praticano il gioco, oppure, che ne so, dei puledri, qualsiasi specie animale che giochi, man mano attraverso il gioco apprende delle regole, non arrivano mai a danneggiarsi, in genere, perché vengono simulate alcune forme di aggressività, di attacco e così via, e man mano si rapportano con gli altri e poi ovviamente hanno delle azioni motorie e si divertono nel gioco. Per questo tutti i mammiferi evoluti hanno un'attività ludica, insomma sono solo delle specie
me ne volute che non hanno il gioco. Qualcosa vorrà anche dire, diciamo, se giocano tanto. Esatto, in qualche modo finiamo per complicarci un po' il compito da soli. Sì. Bene, noi siamo addirittura d'arrivo di questo incontro che abbiamo apprezzato moltissimo nei modi oltre che nei contenuti e nei molti collegamenti con gli interventi precedenti, perché stiamo già ormai cominciando a tessere un filo tra i vari interventi e questo filo oggi si è consolidato molto col suo intervento, ovvero il fatto di dedicare uno sguardo attento all'infanzia e al mondo delle ragazze e dei ragazzi, perché spesso e volentieri ci sono un sacco di cose che noi siamo chiamati soprattutto a favorire, a consentire, a permettere, piuttosto che a ostacolare. E quindi questo suo intervento di oggi ci ha rinforzato questo messaggio che pian pianino si sta costruendo, questo filo rosso che sta iniziando a collegare molti degli interventi delle persone che portano il proprio contributo competente come il suo. Noi le siamo veramente molto grati di aver contribuito al nostro festival, di aver partecipato. Veramente abbiamo apprezzato molto la sua partecipazione. Ringraziamo naturalmente l'assessorato alle politiche scolastiche nella persona dell'assessore Antonella Caldart e la nostra ospite in sala di oggi, la professoressa Alessandra Gregoris del Liceo Flamminio di Vittorio Veneto. Ricordiamo a tutte le persone che ci stanno seguendo che ci saranno altri incontri, uno in particolare sullo sport questo pomeriggio alle ore 17:30 e quindi vi invitiamo a partecipare anche per altri contributi. Avremo dei campioni paraolimpici e dello sport nazionale italiano presenti. Insomma, il nostro percorso nelle varie sfaccettature dell'educazione continua con un'attenzione particolare a noi adulti come educatori. Educhiamoci significa proprio quello, educhiamoci noi per primi per educare meglio. Quindi vi invitiamo a rimanere in contatto con noi, a partecipare ancora ai nostri eventi, magari a promuoverli e anche a interagire con noi attraverso i canali social del Comune di Vittorio Veneto, la pagina Facebook e il canale YouTube, ponendo anche questioni, domande e richieste ai nostri relatori. Vi ringraziamo moltissimo e vi diamo appuntamento ai prossimi incontri. Buon pomeriggio.